Eccoci cari telespettatori a fare il punto della situazione dei mercati, situazione economica, delle banche, insomma un po' in generale con il nostro Stefano Zara, esperto di finanza, ben ritornato qui con noi. Buongiorno. Allora, è necessario fare un po' un quadro generale. Qual è la situazione attuale? Parliamo dei mercati intanto. I mercati stanno vivendo un 2019 senz'altro positivo. Tanto è stato negativo il 2018, tanto si mostra positivo il 2019. Buono questo, no? Sì, buono per i Ve mercati, l'aspettavate oppure no? ma probabilmente sì, perché almeno le borse nel 2018 avevano pesantemente scontato in negativo tutte le varie incertezze che si erano accalcate verso fine anno, quindi Brexit, guerra commerciale e quant'altro. Queste incertezze permangono, perché il Brexit è diventata farsa europea. Guerra commerciale ha comunque un impatto stimato dalle più importanti case di analisi dello 0,8 nel PIL mondiale, quindi un impatto c'è, ma probabilmente c'è stato anche il tempo di digerirlo questo impatto, si è mantenuta seppur in calo, ed è un calo che si sta allargando alle principali economie, quello della crescita, si è mantenuta comunque una crescita sostenuta, probabilmente superiore alle ipotesi più negative che erano state fatte inizio anno, e i mercati azionari, per effetto dell'efficienza che stanno dimostrando le aziende, quindi aziende che producono, vendono i loro prodotti ai costi più bassi rispetto al passato, questo per effetto della digitalizzazione, quindi mantengono utili sostenuti e danno la stura ai mercati per mantenersi a buoni livelli, questo in tutto il mondo. E il nostro è un mercato dei più brillanti, essendo stato comunque nel 2018 uno dei mercati più penalizzati. Perché era penalizzato? Probabilmente che noi abbiamo scontato anche una forte fase di incertezza politica, l'avvicendamento dei governi precedenti, il fatto che si siano affermate delle forze, tra virgolette, ostili al progetto euro, almeno sulla carta, lo spread a livelli molto alti. Non dimentichiamoci che il nostro spread è sceso, ma rimane comunque più vicino a quello greco rispetto a quello spagnolo e portoghese. Noi abbiamo le emissioni dei titoli di Stato a 10 anni ancora positive. Sembra incredibile Incredibile, sentire noi questa rendiamo notizia. ancora, mentre gli altri sono già in territorio negativo. Cosa vuol dire? Sono già che ci dobbiamo finire Vuol dire, anche noi? vuol dire sostanzialmente che noi abbiamo ridotto per effetto del calo dello spread in maniera consistente e formidabile la spesa per interessi. Questo libererà risorse per fare altre cose. Ma non abbiamo ridotto quanto l'hanno ridotto gli altri, quindi siamo stati bravi ma non bravissimi, gli altri sono stati più bravi di noi. Il fatto che i tassi, i rendimenti, i tassi il livello dello spread e il rendimento dei titoli sia così basso crea un problema nella gestione dei fondi obbligazionari per quanto riguarda le banche, del lavoro tra virgolette banca, anche se sono usciti i dati sugli utili delle banche nei primi 6 mesi positivi, perché le prime 8 banche italiane producono utili per 6,5 miliardi, ma va evidenziato il fatto che le prime 2 fanno 5 miliardi e mezzo di utili e le altre si dividono il miliardo rimanente. Le prime 2 sono le banche più importanti, Intesa e Unicredit, le altre banche più piccole devono affrontare ancora i non risolti problemi legati alle sofferenze, sostanzialmente Sondrio, Montepaschi, Certo. Carige, sono banche di cui leggiamo ogni giorno. Quello della stabilità e della solidità del credito non è un problema risolto, questo si risolve con la crescita e su questo noi siamo comunque latitanti. Il nostro è un paese che continua a crescere poco, nonostante tutto. Insomma. Continua a crescere poco. I governi si succedono, ma le risposte latitano. Nessun esecutivo sta affrontando in maniera decisa e in maniera anche originale il problema della crescita. Se prima il mantra era la defiscalizzazione, di questo sembra essere la lotta all'evasione e quindi fiscalizzazione, si parla più di Italia 4.0, sulla digitalizzazione, ricerca, o non ci sono soldi o non ci sono idee, quindi per il momento grande delusione anche adesso, insomma, non c'è spinta. Che cosa si sarebbe dovuto fare? Quali importanti riforme per dare un diverso? Noi ci troviamo un po' sempre, ci troviamo almeno negli ultimi anni tra l'incudine e il martello, tra l'esigenza di rimanere nei parametri
e l'impellente bisogno di liberare risorse per la crescita. Allora, noi sappiamo che la crescita si ottiene attraverso un aumento della spesa pubblica o un aumento dei consumi. Non ci sono altre strade, non ce ne sono altre strade. O generiamo più spesa pubblica, quindi partiamo veramente ora o mai più con le grandi opere pubbliche, con profondo programma di digitalizzazione della macchina dello Stato, ma anche dell'impresa. Sostanzialmente creiamo le infrastrutture che consentono alle imprese di avere un percorso legato alle nuove tecnologie e taglio delle tasse, che questo ovviamente libera risorse per la spesa delle famiglie. Cosa che non è stata fatta, perché Non è stata alla fine fatta, non è stata fatta. E quindi il cuneo fiscale, quello che si dice di comunque verrà abbassato, in realtà è una Sì, cosa poi che diventa, ovviamente io non mi occupo della gestione dello Stato, quindi parlo da cittadino, ma ovviamente si ingenera anche un percorso ostativo e anche penalizzante se mettiamo ogni giorno in evidenza il fatto che per trovare risorse si debba battere cassa, sempre dei soliti noti che pagano le tasse, o vessare quelli che potenzialmente sono stati identificati come categoria di evasori. In un paese in cui si dà la caccia al contribuente, è un paese in cui un imprenditore di qualsiasi genere, soprattutto quello onesto, non vive a suo agio. Insomma. Assolutamente. A livello globale ci sono questi movimenti rivoluzionari di insofferenza generale dal Sud America, lo vediamo che stanno anche Centro America poi tra l'altro, ma anche da altre parti del mondo. Questi possono in qualche modo andare a scalfire una situazione di questo genere dei mercati? Ma sì, non dimentichiamo che il mercato della finanza è un mercato che è diventato sempre più globale, è il mercato globale per eccellenza. Essere globale significa, per chi investe, cioè chi investe denaro degli altri, quindi le banche, le istituzioni finanziarie e quant'altro, trovare il posto che abbia il miglior rapporto, il più efficiente rapporto rischio-rendimento. Ovvio che le aree emergenti, tra cui anche Sud America, ha rappresentato e rappresenta in parte ancora adesso un mercato ad alto rendimento, parlo dei titoli emessi da quei paesi, è diventato un mercato ad alto rischio perché intrinseca c'è una stabilità sociale e politica ovviamente che è cresciuta tantissimo, anche un paese che era il paese più evoluto del Sud America come il Cile, in cui c'è una grande scolarizzazione, un sviluppo digitale molto interessante e sostenuto, un paese anche ricco di materie prime, sta attraversando una crisi che non è data da problemi di, tra virgolette, democrazia. Sostanzialmente è difficile in molte aree del nostro paese, ma comunque la distribuzione della ricchezza è un problema soprattutto nel Sud America oggi rispetto ad altre aree. Insomma. I problemi sociali non sono mai stati risolti, quindi quando arrivano al pettine in ogni paese si confronta il proprio stile di vita, questo è una possibilità che oggi abbiamo più che in altre epoche, si confronta il proprio stile di vita, il proprio livello di benessere con altri paesi. E quando si ritiene, giusto o sbagliato che siano le cose, che il proprio livello di vita sia irragionevolmente insoddisfacente, ecco che scatta la protesta di piazza. Di questo ci può essere, tanti hanno timore insomma, che possa scatenare poi una crisi, diciamo così, economica di proporzioni importanti. Può essere questo oppure no? Ma sono problemi che hanno una unica soluzione ed è politica. Non ci sono altri tipi di soluzione. Ovvio che qualora il livello di insoddisfazione, di sicurezza sociale, quindi di sicurezza per chi in quel paese ci fa investimenti, non fosse sufficiente o si riducesse ulteriormente, da quel paese escono risorse economiche. Quindi è una spirale che si avvita negativamente, quindi le situazioni non possono altro che peggiorare. Purtroppo il mercato... possono solo che peggiorare. Ma sì, è interessante un'intervista che ha fatto Papandreou, l'ex primo ministro greco, che diceva che proprio nei giorni più duri della crisi in cui lui era, ed era stato chiamato alla UE, a Bruxelles,
per dare ragioni del fatto che i dati comunicati alla Grecia sul loro deficit fossero passati dal 6 dichiarato al 15, fosse stato chiamato a dare giustificazioni, e lui ammise chiaramente che i dati erano stati sbagliati, ma era lì per concordare e trovare assieme agli atti pater delle soluzioni. Ma loro si affrettavano a dirgli: guardi, non c'è tempo per trovare soluzioni, dovete voi cominciare a tagliare e dovete farlo velocemente, perché poi i mercati non fanno sconti. Si sono trovati l'ultimo giorno di trattativa a dover decidere le misure da intraprendere 10 minuti prima che aprissero i mercati asiatici, perché il mercato era quello che sanciva la bontà o meno. Cioè, abbiamo scelte politiche dominate dai mercati, mentre la politica da una condizionate, parte quindi condizionate e dominate dai mercati. Cioè è spaventoso questo, Sì, perché spaventoso, dovrebbero essere slegate completamente. E dovrebbe essere anche il contrario. Una ricetta che proponeva in questa intervista a Papandreou è che l'unico modo per risolvere, per uscire da questa spirale, è che la politica riacquisti Un peso. anche la sua nobiltà, il suo peso. Così come è servita a garantirci 70 anni di pace sociale e di pace, così deve servire per far sì che certe, tra virgolette, asimmetrie, certe schizofrenie, certe irragionevolezze non esistano. Insomma, la politica può anche governare, ma serve quel tipo di leadership che oggi manca. Come ad esempio anche le situazioni che si verificano nel nostro paese, questi cambi, diciamo così, politici ai vertici, tanti dicono che sono stati voluti sostanzialmente dalla finanza dell'Europa, no? Quindi... Sì, sembra, come si fa anche a dargli torto, no? Se a seconda che si imbocchi una strada piuttosto che un'altra, lo spread, quindi il livello di debito di un paese cambia in maniera così repentina e così radicale, non si può dar torto. È altrettanto vero che dal mio punto di vista, ma parlo da cittadino, abbiamo un livello di leadership molto basso. Questo condiziona quindi? Sì, perché le scelte che poi si trovano per, tra virgolette, risolvere i problemi, che da che sono nato sono sempre quelli, insomma, scarsa crescita, debito, baby boom generation, quella nata negli anni 60, è nata ascoltando in televisione il giornalista che parla di debito pubblico e crisi. Le parole prettamente ricorrenti erano queste. Mai crescita, la crescita del boom economico appartiene alla generazione precedente. Quindi la nostra generazione che è nata non ha mai visto poi risolvere sostanzialmente questi problemi. Probabilmente servono delle vie nuove, delle vie anche concordate, nuove. Il progetto europeo si è inserito negli ultimi 30 anni e quindi questo progetto europeo deve diventare un po' un progetto guida. Abbiamo capito là dove non funzionano le cose e da dove si possono creare delle interruzioni, delle sclerosi. E queste sclerosi sono pericolose, visto che poi insomma, politicamente si dà la stura a quei partiti che vedono che l'euro è causa di problemi più che di opportunità e tutta una serie di conseguenze. Quindi o si risolve alla fonte quel problema, altrimenti ciclicamente avremo periodi di alta crisi, alta volatilità, proprio legati al fatto che le soluzioni non servono o non si avvicinano alla soluzione del problema. Draghi se n'è andato. Draghi se n'è andato. Draghi. Cosa ci aspettiamo? E come valutate il suo operato? C'è unanimità sul fatto che lui abbia operato bene, ovviamente. Christine Lagarde, che lo sostituisce, disegna una continuità con la strategia di Draghi, l'atteggiamento di Draghi. Concordata, quindi. Probabilmente concordata, ma probabilmente anche appartiene. Lagarde è un avvocato, quindi non sì, ha diretto il Fondo Monetario, ma ha un'esperienza giuridico piuttosto che certo. da gestore di banca centrale. Quindi forse molto più attenta alle relazioni politiche piuttosto che a fare il banchiere. Ecco. Quindi potrebbe essere un'evoluzione anche positiva della cosa. No? È un ruolo, il BCE ha un ruolo anche prettamente politico, non solo economico. Ormai, insomma, l'abbiamo anche visto chiaramente. Sì, e non potrebbe essere diversamente la cosa. Oggi... Quindi sostanzialmente con continuità non dovrebbe esserci grossi scossoni secondo il suo punto di vista. Sì, una battuta di chiusura, che siamo in chiusura. Siamo in chiusura sul fatto che abbiamo le elezioni americane l'anno prossimo,
questo è un appuntamento, tra virgolette, che può segnare una continuità con l'attuale gestione o una discontinuità. Se c'è discontinuità, aspettiamoci delle sorprese. Aiuto. Sviluppo alternativo o diverso, o uno sviluppo con connotazioni diverse del rapporto Cina-USA potrebbe esserci con una nuova leadership in America. Perfetto, allora staremo un po' a vedere, ma vedremo anche intanto il work in progress, perché ci sono stati altri fatti internazionali molto importanti e tutto quello che succede condiziona le finanze, condiziona gli andamenti anche dei bilanci dei singoli stati, condiziona l'economia e viceversa, come dice sempre. Allora grazie Stefano Zara, appuntamento alla prossima naturalmente, a voi grazie di averci seguito, buonanotte, ci vediamo domani.